Presidente dell'Associazione. È il primo centro in Italia dedicato alla cura delle incontinenze e stomie, quello inaugurato all'ospedale Cafoncello di Treviso, e rappresenta per l'ULSS 2 il completamento di una rete volta alla presa in carico globale delle persone affette da queste patologie. L'incontinenza è un problema sociale serio che interessa una enorme parte della popolazione, circa il 10% della popolazione tra i 20 e gli 80 anni, e solo in Veneto più di 500.000 persone tra uomini e donne sono affetti da questa patologia. Patologie spesso vissute con grande imbarazzo e vergogna e che oltre alle problematiche cliniche spesso portano all'isolamento, alla paura anche solo ad uscire di casa, ad andare al lavoro, compromettendo la qualità della vita di chi ne soffre. Fino ad ora non c'era un centro specializzato per la cura delle incontinenze. Ora i pazienti potranno avvalersi di un centro ad alta specializzazione che li seguirà per tutto l'iter della cura. Il paziente che arriva nel centro non si muove più, quindi non è che viene mandato in un altro ospedale, in un altro dipartimento, in un'altra divisione. Arriva nel centro e qui dall'inizio alla fine svolge tutto il suo percorso di cura. Visite da parte di tutti gli specialisti coinvolti a seconda della problematica, accertamenti diagnostici, la presa in carico della persona sarà ora completa. Alla fine il team si riunisce e in maniera complessiva e multidisciplinare decide il trattamento. Trattamento che può essere riabilitativo, ginnastica, fisioterapia, oppure può essere chirurgico. Il trattamento chirurgico oggi è altamente efficace, con una possibilità di risoluzione delle cure fino al 90% dei casi.